Adesso è praticamente una certezza. Sarà il Veneto la prima regione in Italia a dotarsi di una norma sul suicidio medicalmente assistito. A dirlo non sono più soltanto gli auspici del comitato promotore locale, che sul tema ha raccolto oltre 9.000 firme, ma anche gli atti di Palazzo Ferrofini, dove il progetto è stato formalmente incardinato. Ieri è stato infatti pubblicato il decreto con cui mercoledì il presidente Roberto Ciambetti ha dichiarato ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare, che così potrà cominciare il percorso nelle commissioni per poi approdare all'Aula, dove malgrado il malumore di alcuni esponenti di centrodestra rispetto alla linea del governatore Luca Zaia, il testo potrebbe e dovrebbe contare su una maggioranza trasversale di consensi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è venerdì 14 luglio 2023, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda i diritti e le istituzioni. Il Veneto sarà la prima regione con una legge sul fine vita. L'articolo è di Angela Pederiva sul Gazzettino di oggi. Suicidio assistito, decreto di Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ammessa la proposta di iniziativa popolare. Cosa vuol dire? Naturalmente non che la legge sia stata ancora approvata, ma che il testo del progetto di legge di iniziativa popolare appunto è stato dichiarato ammissibile e quindi verrà discusso prima nelle commissioni e poi nell'aula di Palazzo Ferrofini. L'ok a 12 giorni dal deposito delle firme. In Consiglio regionale si profila una maggioranza trasversale malgrado i malumori appunto nel centrodestra. Scrive il Gazzettino, il presidente ha riscontrato la regolarità di forma e di sostanza. L'associazione Coscioni, che promuove la proposta di legge di iniziativa popolare, quindi che ha promosso la raccolta firme, dichiara serve una norma per assicurare ai malati tempi certi, adeguati e definiti. Ed è proprio di questi giorni la richiesta da parte di Gloria, la seconda cittadina del Veneto a chiedere l'accesso alle procedure del suicidio medicalmente assistito, la richiesta, dicevo, di fare presto. La trafila burocratica per l'autorizzazione si è quasi conclusa, ma proprio nei giorni scorsi la donna ha scritto una lettera alla regione per dire che appunto teme di non avere più ancora molto tempo prima di non essere più in grado di scegliere lei autonomamente quando porre fine appunto e se naturalmente farlo alla sua vita. Questo per quanto riguarda la futura legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Il Veneto appunto, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere la prima regione ad arrivare ad approvare la proposta dell'associazione Luca Coscioni. Voltiamo pagina e torniamo a parlare di accoglienza diffusa. La notizia di oggi è esplosiva rispetto al dibattito degli scorsi giorni e anche alle notizie dei giorni scorsi. La troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi. Il Veneto congela l'accoglienza. Si tratta della cosiddetta emergenza migranti. Ma capiamo meglio di che si tratta. È sparito il protocollo che dovrebbe disciplinare lo smistamento dei profughi. La Lega infatti si è divisa dopo i sindaci leghisti che si erano dichiarati contrari al concetto di accoglienza diffusa come negli anni scorsi, e quindi con una posizione di assoluta coerenza rispetto alla Lega, che era sempre stata contraria a appunto l'idea di un'accoglienza diffusa sul territorio. I sindaci avevano sempre opposto resistenza alle prefetture che cercavano di distribuire le persone richiedenti asilo nei vari comuni del territorio, delle province anche venete naturalmente, ma oltre ai sindaci anche sindaci della Lega naturalmente, anche altri esponenti di peso del partito in Veneto dicono no al protocollo d'intesa che sarebbe stato promosso da Zaia, presidente della regione. Allora abbiamo le senatrici leghiste Erika Stefani e Mara Bizzotto
e poi anche il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Giuseppe Pan, che dicono no al protocollo sull'accoglienza diffusa. Si profila quindi il rischio delle tendopoli e nel frattempo a dare in qualche modo supporto alla teoria dell'accoglienza diffusa sono i sindaci progressisti Sergio Giordani di Padova, Giacomo Possamai di Vicenza, Damiano Tommasi di Verona, che dicono no appunto ai maxi hub. La notizia anche sul Corriere del Veneto: Stefani no ai migranti e all'accoglienza diffusa. Qui a parlare non è la senatrice leghista, che comunque ha espresso la stessa posizione, ma proprio il segretario regionale della Lega. Alberto Stefani su Facebook, il segretario regionale della Lega, in un video ha affermato: bisogna avere il coraggio di dire che l'accoglienza di tutti è impossibile, lo è sempre stata, per me non è una questione negoziabile, è una questione di coerenza. Quindi un attacco durissimo al presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che appunto nei giorni scorsi non si capiva se aveva firmato o aveva in programma di firmare questo protocollo d'intesa con le prefetture e con l'ANCI, ovvero l'associazione dei comuni, in questo caso del Veneto, guidata da Mario Conte, sindaco di Treviso, anche lui leghista, quindi una vicenda tutta interna al partito guidato da Matteo Salvini. Da Coin a Pan, i vertici della Lega contro il piano Zaia-Conte. Fratelli d'Italia, e questo è incredibile, apre all'ipotesi di un protocollo per l'accoglienza diffusa. Vediamo il Gazzettino: migranti, terremoto Lega, il siluro di Stefani contro l'accoglienza diffusa. Anche qui si parla del segretario regionale del partito, che dice mai accoglienza diffusa. Alta tensione nel Carroccio, il segretario boccia il protocollo firmato da Zaia e Conte. Sulla stessa linea Bizzotto, Pretto, Finco e Pan, no a comportamenti irresponsabili, dicono i big leghisti. Accetteremo solo i veri rifugiati, che sono meno del 10% del totale, con regole e rispetto per i sindaci. Questa la linea dei leghisti, sostanzialmente di fede salviniana in Veneto. Anche Federica però è contrario, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia: ogni territorio ha le sue esigenze, ma è un modello che ha fallito. Intanto vediamo i numeri: 1400 i migranti presenti alle 13 di ieri nell'hotspot degli sbarchi a Lampedusa, 86 gli amministratori ieri al vertice sui migranti in prefettura a Padova. Insomma, la Lega torna a polemizzare al suo interno, questa volta lo fa su uno dei temi che l'hanno sempre vista protagonista, in un certo senso in negativo, quello dell'accoglienza dei migranti. La Lega è sempre stata contraria, ma questa contrarietà si è incrinata nei giorni scorsi, quando il presidente della regione Veneto Luca Zaia e Mario Conte, sindaco di Treviso, hanno promosso assieme alle prefetture del Veneto un protocollo proprio per l'accoglienza diffusa. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 3 notizie flash. Vento e grandine flagellano il Veneto, Zaia dichiara lo stato di emergenza, oltre 350 interventi dei pompieri tra Vicenza, Venezia e Treviso, 2 turisti folgorati in cordata, case e capannoni scoperchiati, danni alle scuole e agli ospedali. La notizia sul Corriere del Veneto, ma anche sul Gazzettino, che scrive: 5 minuti di apocalisse, distrutto l'80% dei raccolti. Alle 2:15 un nubifragio si è abbattuto sul Veneto orientale, danneggiati i tetti di decine di edifici, distrutta anche la storica Quercia Farnia a Fossalta di Portogruaro, aveva più di 500 anni. Sono le conseguenze del cambiamento climatico e della tropicalizzazione del clima anche in Veneto. Ancora un'altra notizia flash dal Gazzettino: carceri ai 10 istituti veneti, 50 agenti in più, proteste in vista perché i rinforzi sono insufficienti, lo annuncia la FNS CISL, una mobilitazione per protestare contro condizioni di lavoro già insostenibili. Presto faremo i conti con i pensionamenti, avverte il sindacato. E infine, di nuovo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, siamo a Venezia per il ponte di Calatrava, annunciato un restyling da parte dell'architetto.
i gradini in vetro verranno finalmente sostituiti con gradini in tracchite. Il Comune di Venezia lo promette da anni, vedremo se questa sarà davvero la volta buona. Nel frattempo Sveglia Veneto si ferma qui, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata, a tutte e tutti voi un buon fine settimana.